Il sistema Friuli-Venezia Giulia entra in Voivodina dalla porta principale dopo la rettifica degli accordi tra la regione più a nord-est d'Italia e la provincia più autonoma della Serbia, concretizzatasi nella dichiarazione congiunta firmata a Novi Sad dai rispettivi presidenti, Renzo Tondo e Bojan Pajtić, e avallata pure dal presidente della Repubblica di Serbia, Boris Tadić, il quale, ricevendo Tondo a Belgrado, ha confermato che ogni iniziativa di cooperazione decentrata del Friuli-Venezia Giulia potrà contare sul convinto supporto del governo nazionale. L'Italia è il primo partner della Serbia, inoltre ha affermato Tadić. Il Friuli-Venezia Giulia è indubbiamente la regione italiana più conosciuta ed amata dai serbi e Trieste è la nostra porta verso l'Europa, ha aggiunto, rimarcando l'appoggio della comunità serba all'attuale governo regionale e valutando con favore anche la possibilità di una visita in Friuli-Venezia Giulia. Una serie di incontri positivi, sia quello con il governo della Voivodina sia quello col Presidente della Repubblica Serba. Da un lato abbiamo potuto lavorare bene su fatti concreti, c'erano molti imprenditori nel nostro seguito, imprenditori che hanno già concluso e che concluderanno affari qui. Dall'altro un piacevole e utile incontro col Presidente Tadić, che ha riconosciuto che la città di Trieste e la regione Friuli-Venezia Giulia sono per la popolazione serba il biglietto d'ingresso in Italia, la popolazione e la regione più conosciuta. A Novi Sad gli incontri tra le due delegazioni di Friuli-Venezia Giulia e Voivodina, composte in larga parte da operatori economici, sono serviti ad individuare 5 macroaree di collaborazione: ordinamento istituzionale, federalismo fiscale, sviluppo delle piccole e medie imprese, utilizzo dei fondi comunitari di preadesione e innovazione, quest'ultima con particolare riferimento a ricerca e know-how tecnologico. Tra i progetti che saranno coordinati dalla Direzione regionale Relazioni internazionali, particolare rilievo è stato dato alla realizzazione da parte di Informest di Casa Friuli-Venezia Giulia in Voivodina, sede di interscambi economici e di promozione, all'interconnessione tra l'Università di Udine, Trieste e Novi Sad e alla collaborazione tra i sistemi fieristici. Il presidente di INSIEL Walter Santarossa inoltre ha avviato una partnership per l'informatizzazione degli enti locali nella provincia serba, in cantiere pure la clonazione in Voivodina dell'incubatore di imprese BIC Sviluppo Italia e l'apporto di Finest e Friulia per supportare finanziariamente le principali iniziative economiche.